Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Centrodestra piazza la bandiera della coalizione nelle province di Catanzaro e Vibo. Nella città capoluogo vince Abramo, mentre a Vibo dopo 9 anni scalzato il centro-sinistra con la vittoria di Solano. I cittadini di Filandari si mobilitano per Francesco Vangeli, il giovane scomparso il 10 ottobre scorso. L'appello della madre: ditemi dove posso piangere mio figlio. Sgominata dai carabinieri di Lamezia Terme, la banda dei furti che dal 2015 al 2017 ha messo a segno 7 rapine a uffici postali, tabaccherie e money transfer tra Lamezia e Gizzeria. Arrestato dopo la sentenza di ieri di primo grado nel maxi processo di 'ndrangheta denominato Emilia Giuseppe Iaquinta, padre di Vincenzo, che deve scontare 19 anni di carcere, l'avvocato Taormina, che difende padre e figlio, ha annunciato il ricorso in appello. Possibile svolta nell'annosa vicenda della biblioteca civica di Cosenza, l'amministrazione comunale è pronta a caricarsi la gestione della storica istituzione. Fedeli provenienti da tutta Italia a Paravati per un saluto a Natuzza a 9 anni dalla scomparsa della mistica. Presentato questa mattina il nuovo tecnico Oddo, chiamato a risollevare le sorti del Crotone Calcio, che ieri ha incassato la sconfitta a Lecce. Intanto il Cosenza, dopo il gol fantasma nella sfida pareggiata con il Pescara, è partito alla volta di Palermo. Il capitano Corsi dice: vogliamo più rispetto. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di politica perché Sergio Abramo, un nuovo presidente della provincia di Catanzaro, Salvatore Solano, invece guiderà l'ente sovracomunale a Vibo Valentia. Entrambi sono di Forza Italia. Il centrodestra parla di risultato storico e Iole Santelli dice: ha vinto la squadra. Ma vediamo i nostri servizi. Comincia con gli auguri dell'avversario, un gesto di correttezza istituzionale, il mandato del nuovo presidente della provincia di Catanzaro. Il sindaco della città capoluogo guiderà anche l'ente sovracomunale. Abramo era sostenuto dalle liste di centrodestra per la provincia, Destra Civica e la provincia Cilega, espressione di Forza Italia, della Lega e Fratelli d'Italia. Sarò dice il presidente di tutti. Cercheremo di lavorare per tutto il territorio, anche per quelli che non ci hanno votato, perché abbiamo visto le carenze che ci sono nei vari comuni, e specialmente i comuni montani, i comuni piccoli. Dovremo lavorare sicuramente anche per loro. Momenti di tensione durante lo spoglio delle schede. Contestiamo le schede che erano nella scheda del Presidente ed erano del Consiglio. Competitor di Abramo, il sindaco di Soverato Francesco Alecci, candidato del Partito Democratico e di Area Civica, una sfida all'ultimo voto. È solo il meccanismo del voto ponderato che premia Catanzaro, premia il sindaco Abramo, ma lo premia per un solo voto, anzi per metà di un voto, e quindi credo che stanotte, lo dicevo prima, in tanti dormiranno sonni poco tranquilli. Io dormirò un sonno molto tranquillo e profondo perché ho dato il massimo. Il risultato delle urne, parliamo dei cosiddetti voti ponderati, è stato di 46.885 per Abramo e di 46.438 per Alecci. L'analisi del voto e la soddisfazione della coordinatrice di Forza Italia, Iole Santelli, per il risultato positivo incassato non solo a Catanzaro ma anche a Vibo. Le hanno vinte entrambe due presidenti di Forza Italia. Per noi è un motivo di grande soddisfazione e credo che sia la prova di un lavoro molto serio nel tempo e di una squadra. Soprattutto questa è la parte principale. Forza Italia è una squadra che cerca di lavorare insieme e che alla fine, proprio in quanto squadra, riesce a raggiungere buoni risultati. Ai due candidati alla carica di Presidente della provincia vengono attribuite i seguenti voti ponderati: Solano Salvatore 50.948, Schinella Antonino 37.926. Sulla base, alle ore 20:45, proclamo eletto
alla carica di Presidente della provincia di Vibo il signor Solano Salvatore. E Salvatore Solano, sindaco di Stefanaccone, il nuovo presidente della provincia di Vibo Valentia. Candidato dalla coalizione di centrodestra alla sua espressa indicazione del senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, per la sua elezione è stato cruciale il voto compatto della città capoluogo, che si è schierata con una forza elettorale che è andata al di là dello stesso centrodestra, imponendosi così nettamente su Antonino Schinella, sindaco di Arena, candidato del centro-sinistra. Solano è riuscito a prevalere anche nei comuni al di sotto dei 3.000 abitanti e in quelli dai 3.000 ai 5.000. La spuntata invece solo nei centri di fascia C, ovvero i comuni al di sopra dei 5.000 abitanti. Rimane comunque il dato politico più importante. È la prima volta da quando è stata istituita la provincia di Vibo Valentia che il presidente è chiaramente un esponente di centrodestra. È la prima dichiarazione a caldo appena eletta, quindi la sensazione innanzitutto. C'è emozione sicuramente, l'impegno sarà gravoso, però la soddisfazione che tanti sindaci, tanti amministratori hanno riposto in me la fiducia e io spero di ripagarli con l'impegno e per l'amore per questo territorio. Il tipo di votazione ha disegnato una certa linea, quindi questo rappresenta anche un impegno dal punto di vista politico. Io credo che i sindaci e gli amministratori dovranno avere un ruolo importante in questo percorso, perché il Presidente senza dei collaboratori non può fare più di tanto. E io mi auguro che attraverso la loro collaborazione possiamo ottenere dei risultati per questo territorio martoriato. È una provincia difficile questa e la gestione è complicata. Come si immagina di avviare? Sicuramente bisogna risolvere i problemi di bilancio, quindi speriamo di poter raggiungere un'autonomia finanziaria e poi di iniziare il lavoro su strade, manutenzione, scuole e tutto quello che occorre. Quali sono le forze politiche di riferimento? Sicuramente il senatore Mangialavori, che ha fatto un lavoro straordinario, ha riposto in me la sua fiducia e io spero e mi auguro che possa riporre questa sua fiducia anche nei confronti dei cittadini e di tutti coloro che in me ci credono. E la Calabria è fra le regioni del paese che fa registrare un vero e proprio boom per quanto riguarda le società a responsabilità limitata. Nell'ultimo triennio è cresciuto il numero degli addetti, che oggi conta 37.921 con una crescita del 3,1%. Il dato è interessante e merita di essere analizzato. Abbiamo chiesto al professore Francesco Aiello, docente di economia dell'Università della Calabria, di spiegarci questo incremento delle SRL. Sentiamolo proprio ai nostri microfoni. Questo boom di SRL, sia in termini di fatturati che di numero di addetti in Calabria, come se lo spiega? Beh, innanzitutto negli ultimi anni c'è stato un processo di trasformazione, di semplificazione delle procedure per le società a responsabilità limitata, per esempio anche in termini di stesura e redazione dei bilanci, in cui si favoriva la transizione dalla società di persona a società di responsabilità limitata. Quindi i valori che noi osserviamo probabilmente dovrebbero essere depurati da un effetto, diciamo, di cambiamento della struttura societaria, da società appunto da società di persona a società di responsabilità limitata, e quindi dovremmo capire bene prima di poter valutare questo incremento del numero delle società di responsabilità limitata che cosa sta succedendo alle società che prima erano società di persona. Certamente in ogni caso i valori sono assolutamente molto importanti per l'economia regionale, però non sono uniformi su tutto il territorio regionale, perché per esempio in termini di incremento degli addetti quello che osserviamo è un boom delle imprese che operano nella provincia di Vibo Valentia, mentre abbastanza stazionarie sono le province di Cosenza e di Crotone, e un po' più dinamiche sono quelle di Catanzaro e di Reggio Calabria. In termini di fatturato e di valore aggiunto invece l'incremento degli ultimi 2 o 3 anni delle società a responsabilità limitate che operano in Calabria sono abbastanza uniformi nel territorio regionale. Questo testimonia che cosa? Diciamo, a parte le correzioni che dicevamo prima di poter valutare in maniera, come dire, compiuta il dato, che c'è un processo di trasformazione di queste società a responsabilità limitata a diventare un po' più, tra virgolette, produttive. Aumenta la produttività del lavoro di queste imprese. Ma le SRL sono utili all'economia della Calabria? Sono funzionali all'economia della Calabria? Beh, sicuramente, perché chi ha una SRL, diversamente da una società di persona, ha una maggiore, diciamo,
propensione all'innovazione, alla ricerca di nuovi mercati, perché da un punto di vista della struttura diciamo dei dati contabili, per esempio, come dire, può certificare, può essere meno opaca rispetto alle società di persone, e quindi questo è un vantaggio anche in termini per esempio di accesso al credito che le società di responsabilità limitata hanno rispetto alle società di persona, ma in generale questo è un discorso che vale per tutte le società di capitale. Ci spostiamo adesso nel Vibonese per la veglia di preghiere e la fiaccolata a Scaliti di Filandari per Francesco Vangeli, il giovane scomparso 20 giorni fa. L'appello della madre è: ditemi dove posso piangere mio figlio. La veglia di preghiera nella chiesa di San Pietro Apostolo a Scaliti di Filandari, presieduta dal parroco Alessandro Mazzitelli, poi la fiaccolata a cui hanno partecipato centinaia di persone. La pioggia non ha fermato il corteo aperto da uno striscione con su scritto: sarai lontano dai nostri occhi, mai dal nostro cuore, ti vogliamo bene Ciccio. Iniziativa voluta dalla famiglia e dagli amici di Francesco Vangeli, inghiottito dal nulla 20 giorni fa. Le fiaccole a illuminare il cielo grigio e buio di questa piccola frazione del Vibonese, il silenzio di papà Valerio e le parole strazianti della mamma Elsa, che ha detto: ditemi dove posso piangere mio figlio, è mio diritto saperlo. Il giovane, uscito di casa intorno alle 22 del 9 ottobre scorso, non è più tornato. Il suo cellulare, dopo la mezzanotte di quel giorno maledetto, non ha più squillato. L'auto di Francesco è stata ritrovata bruciata allo svincolo di Mileto. Sul caso indagano i carabinieri, aperta un'inchiesta dalla procura di Vibo e della direzione distrettuale di Catanzaro. Francesco sarebbe vittima di lupara bianca. La sua colpa? Essersi innamorato della ragazza sbagliata, una giovane donna incinta, contesa da un altro uomo appartenente alla criminalità organizzata. Saranno le indagini a chiarire che cosa è realmente accaduto. Il dato certo è che di Francesco si sono perse le tracce. Famiglia e amici chiedono giustizia. Il corteo si è concluso dinanzi all'abitazione della famiglia Vangeli, dove la mamma ha acceso una lanterna che si è alzata verso il cielo. Adesso la cronaca ci porta alla Lamezia Terme, dove è stata sgominata dai carabinieri la banda dei furti che dal 2015 al 2017 ha messo a segno ben 7 rapine ad uffici postali, tabaccherie e money transfer fra Lamezia e Gizzeria. Eccoli i rapinatori seriali arrestati dopo 2 anni di indagini dai carabinieri della compagnia di Lamezia Terme e dal nucleo investigativo centrale di polizia penitenziaria, nucleo regionale di Catanzaro, mentre ripresi dalle telecamere di videosorveglianza sono intenti a commettere una serie di rapine avvenute fra l'ottobre 2015 e l'ottobre 2017 tra Lamezia e Gizzeria Lido. 4 gli arrestati di nazionalità slovacca e albanese, responsabili a vario titolo di 7 episodi di rapina. Una banda coesa l'hanno definita gli inquirenti, che agiva con un modus operandi già rodato. Tutto è partito dal colpo all'ufficio postale di Gizzeria Lido, messo a segno il 1 ottobre 2015, dove sono riusciti a farsi consegnare la somma di 4.000 euro per poi darsi alla fuga. Una serie di controlli incrociati su alcuni sospettati, che avevano anche compiuto diverse operazioni di trasferimento di denaro effettuate tramite servizio di money transfer, e grazie alla cooperazione attiva dall'Interpol con gli uffici di polizia di Zagabria si è giunti all'identificazione di un uomo di origini slovacche con numerosi precedenti, che si imbarcava da Dubrovnik per Bari in concomitanza con eventi criminosi verificatisi nell'Ametino. Poi le successive rapine, quella del 3 dicembre 2015 all'ufficio postale di Lamezia Terme Sambiase, del 9 maggio 2016 al money transfer a Lamezia Terme, oltre a quella del 12 maggio 2016 ai danni di una tabaccheria lametina, hanno chiuso il cerchio sulle indagini che hanno portato agli arresti di oggi. Le articolate attività di indagine svolte dai carabinieri sotto la direzione della procura lametina si sono avvalse anche di numerose intercettazioni captate dal personale del nucleo investigativo centrale di polizia penitenziaria al nucleo regionale di Catanzaro, le cui risultanze investigative hanno portato all'emissione nei confronti dei 4 soggetti di ordinanza di custodia cautelare in carcere, poiché responsabili a vario titolo di rapina aggravata in concorso, sequestro di persona, lesioni personali aggravate, tentato omicidio, porto illegale di armi comuni da sparo e clandestine. Adesso l'arresto del padre di Iaquinta dai carabinieri di Piacenza, dopo proprio la sentenza di ieri, e tante altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi.
Dopo la storica sentenza in primo grado del maxi processo a Emilia sono scattati alcuni arresti per imputati condannati per associazione mafiosa, fra questi anche Giuseppe Iaquinta, padre di Vincenzo, per il quale si sono spalancate le porte del carcere di Reggio Emilia. L'imprenditore cutrese è stato condannato a 19 anni ed è stato arrestato dai carabinieri di Piacenza nella sua casa di Reggiolo. L'avvocato Carlo Taormina, che difende anche il figlio condannato a 2 anni per mancata custodia di armi con l'esclusione dell'aggravante mafiosa, farà ricorso in appello. Pioggia e nebbia in Calabria, il maltempo continua a flagellare la regione. Nella zona di Catanzaro Lido continuano le ricerche dello skipper disperso la domenica scorsa dopo che la sua barca a vela si è schiantata contro gli scogli nei pressi del porto. Probabilmente a causa della pioggia battente un'autovettura si è ribaltata a Mirto Crosia nel Cosentino sulla strada statale 106 Ionica. La persona che era alla guida è rimasta incastrata nella vettura. Sono stati i sanitari del 118 ad estrarle e a soccorrerla. Le sue condizioni non sono gravi, sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura. I carabinieri di Isola Caporizzuto hanno posto in stato di fermo un cittadino pakistano di 32 anni con l'accusa di essere responsabile della rapina compiuta ieri ai danni di un suo connazionale, un pastore di 26 anni, dal quale sotto la minaccia di un coltello si era fatto consegnare uno smartphone e banconote per 150 euro. Il fermato è stato trovato in possesso dello smartphone sottratto alla vittima, oltre che del coltello utilizzato per minacciarla, ed è stato portato nel carcere di Crotone. In Calabria le persone morte in incidenti sul lavoro nel 2018 sono state complessivamente 27. Il dato emerge da una ricerca dell'Osservatorio Indipendente di Bologna. Morti sul lavoro: a Crotone le vittime sono state 9, a Cosenza 8, a Catanzaro 5, a Vibo Valentia 3 e a Reggio Calabria 2. Lasciamo la cronaca, una possibile svolta per la biblioteca civica di Cosenza, perché dopo il presidente della provincia Iacucci intervengono anche il comune di Cosenza e la regione Calabria. Tutti al capezzale della Biblioteca Civica di Cosenza. L'ente culturale più antico della città deve essere rilanciato senza se e senza ma. Dopo le rassicurazioni del presidente della provincia Franco Iacucci, il sindaco Mario Chiuto si è detto pronto a gestire direttamente la civica al fine di garantirne la fruizione culturale e preservare l'immenso patrimonio esistente. Anche la regione Calabria, con l'assessore regionale alla cultura Maria Francesca Corigliano, ha fatto sapere di essere al lavoro insieme al presidente Oliverio per individuare strumenti normativi e finanziari atti a consentire un ulteriore intervento della regione. I 4 dipendenti, che attendono 3 mensilità arretrate e sono stati costretti nelle ultime settimane a lavorare al buio, visto che l'Enel ha disattivato il servizio per morosità. I libri da consultare sono stati trovati negli archivi grazie a una torcia comprata a proprie spese. Ebbene, loro, i lavoratori, restano in attesa che le parole si trasformino in fatti. Troppe volte hanno pensato di aver risolto il problema che si trascina da sempre. Troppe volte le speranze si sono trasformate in delusione. Restano le domande. La civica è considerata, come da più parti detto in questa circostanza, ma anche in passato, un patrimonio del territorio. Allora perché la sensazione è quella di un totale abbandono? Speriamo che sia la volta buona per la svolta dell'ente, per la serenità dei dipendenti ridotti al lumicino, che per anni, nonostante le difficoltà e i disagi, non hanno mai interrotto il servizio. La civica rappresenta, con i suoi antichi manoscritti, la memoria di Cosenza e non può essere cancellata. E fedeli provenienti da tutta Italia paravati per Natuzza Evolo, la mistica scomparsa 9 anni fa. 9 anni fa, nel giorno di tutti i santi, moriva alle prime luci dell'alba all'età di 85 anni Natuzza Evolo, la grande mistica con le stimmate, la cui esistenza terrena è stata caratterizzata da un susseguirsi di fenomeni straordinari, segni di un cammino tutto proteso verso il bene, che in oltre 60 anni di missione vissuta nell'umiltà e nella preghiera non ha mai conosciuto pause. E come 9 anni fa, quando una pioggia battente accompagnò il rito funebre nella spianata di Villa della Gioia, anche oggi la pioggia è stata protagonista. Eppure, per ricordare la figura di Mamma Natuzza, in centinaia si sono ugualmente radunati a Paravati per la messa officiata dal vescovo della diocesi di Mileto, Monsignor Luigi Renzo, svoltasi sul sagrato antistante la chiesa, che rimane ancora chiusa, segno evidente che purtroppo ancora le questioni tra fondazione e diocesi non si sono risolte.
I simboli hanno un valore. Vedere questi fedeli qua davanti al sacrato della chiesa, che malgrado il maltempo sono venuti, ha un valore. È una meraviglia, perché vuol dire che quello che si fa lo si fa con convinzione, con amore, col cuore, e quindi anche quando ci sono queste intemperie, queste situazioni atmosferiche negative, non toglie nulla, il cuore si muove sempre. D'altra parte ricordiamo quello che è avvenuto un po' di anni fa, quando durante i funerali di Natuzzi, che c'è stata qui una tempesta di acqua e di vento, eppure la gente era qui a pregare, ad accompagnare. Certo, Natuzzi è un grande attrattore in tutti i sensi, chiaramente quello che ci interessa e soprattutto quello che mi interessa, soprattutto l'aspetto spirituale, che è un po' il filo conduttore di tutto. Se non ci fosse questo non ci sarebbe nemmeno il resto. E comunque sono stati ugualmente in tanti i pellegrini presenti, provenienti da ogni parte d'Italia. Io vengo da Verona e allora mi ricordo oggi che dovevo venire per forza, perché mi attira tantissimo oggi il suo giorno della sua morte, e ci sono riuscita. Malgrado il tempo. Malgrado il tempo, che tutta la tempesta che c'è stata. È così bello che alla fine ci aveva fatto vedere il sole. È stata una bella giornata, di più non so cosa dire. Piena di pioggia, però bellissima, bellissima, bella, bella. Ora parliamo di calcio, di Serie B, iniziamo proprio con il Crotone, perché oggi è stato il giorno di Massimo Oddo, presentato proprio questa mattina ufficialmente alla stampa e ai tifosi, e poi ha diretto il primo allenamento. Eccolo Massimo Oddo che ha diretto il primo allenamento del Crotone. Il tecnico in conferenza stampa questa mattina ha parlato del gruppo e del potenziale, nonostante il campionato di B sia molto difficoltoso. Sono ovviamente molto contento dell'opportunità che mi è stata data. Condivido le parole del Presidente, credo che questa sia una squadra che ha il potenziale per fare quantomeno un campionato diverso da quello che sta facendo. Poi sappiamo che il campionato di Serie B è un campionato molto difficile, in cui anche facilmente si va in difficoltà, capita a tutti, bisogna solo uscire da questo momento, da questo impasse. Credo che se ho accettato questa situazione è perché credo fortemente che questa sia una squadra che possa fare di più. Sono diverse le motivazioni quando si sceglie di cambiare guida tecnica, e forse Oddo è l'uomo giusto al posto giusto. Quando c'è un cambio di allenatore è perché c'è qualcosa da cambiare sotto tutti i punti di vista. Sotto il punto di vista mentale, perché ovviamente vuol dire che la squadra non sta facendo quello che può fare, e quindi la testa va cambiata o si deve provare a cambiarla, e dal punto di vista tecnico è una cosa normale, perché ogni allenatore ha la sua idea di calcio e di gioco e deve cercare di trasmettere i suoi concetti alla squadra, quindi i miglioramenti vanno fatti sotto tutti i punti di vista, non solo quello mentale. Facciamo un piccolo passo indietro, perché proprio sotto lo sguardo di Massimo Oddo il Crotone ha perso di misura ieri sera a Lecce, in una sfida caratterizzata da numerosissime occasioni e tanti errori. Gianluca Pasqua. Nel Festival delle occasioni da gol tra Lecce e Crotone la spuntano i salentini grazie all'altro rete di Golemic. I rossoblù, sospesi tra l'addio a Stroppa e il benvenuto a Massimo Oddo, speravano in un qualcosa di più per non perdere almeno la continuità dei risultati positivi e avviare la nuova fase con maggior ottimismo. Con Ivan Moschella in panchina, il Crotone approccia bene alla gara, potendo contare soprattutto sulla capacità di Simi di catalizzare ogni pallone utile. Il gol del vantaggio pugliese nasce da un intervento mancato di Martella che libera Venuti al tiro. Forse è solo un cross quello del difensore, ma la deviazione di braccio di Golemic è letale per Cordaz. Una svolta che rende il confronto ancora più aperto. Di Rodia nel primo tentativo di rimettere in carreggiata la squadra calabrese, smorzato da Vigorito. Una reazione proseguita nella ripresa, aperta dalla conclusione di Faraoni che finisce sulla parte esterna del palo. Poi una serie di giocate favorite da sviste difensive, le palle gol capitate alla Mantia, egoista nella circostanza, e Palombi, impreciso. Dall'altra parte lo svarione di Vigorito che sbatte su Simi con il pallone che rimbalza verso la porta sguarnita. Il portiere recupera in tempo e poi ostacola l'attaccante africano. La gara è bella, ricca di emozioni. Cordaz salva sulla rovesciata di Venuti. Simi, ancora lui, colpisce la traversa con un bel colpo di testa ed è il palo a impedire il raddoppio di Palombi.
L'ultimo giallo però è in area leccese, Budimir viene arpionato e va giù, ma l'arbitro fa proseguire, dando il via libera al successo padroni di casa. E a proposito di errori, quello commesso dal direttore di gara Guccini in Cosenza Pescara diventa un caso nazionale, perché il gol fantasma che ha condannato proprio al pari i lupi è argomento di discussione sul Corriere dello Sport. Intanto la squadra ha lasciato la città per recarsi a Palermo, dove sabato affronterà i rosanero. Il gol fantasma che ha regalato il pareggio al Pescara nella sfida con il Cosenza del Marulla fa discutere. La nostra ricostruzione dell'episodio e le perplessità sull'operato dell'arbitro Guccini di Albano Laziale sono oggetto di un approfondimento da parte del Corriere dello Sport. Il collega Edoardo Pinna sostiene che nel dubbio il direttore di gara non avrebbe dovuto convalidare la rete e il dubbio non poteva che sussistere, vista la sua posizione inadeguata a decidere e la mancanza di confronto con i suoi collaboratori. Sul caso e sugli altri episodi che stanno condizionando e frenando il cammino dei lupi, è intervenuto anche il capitano Angelo Corsi in partenza per Palermo. È innegabile che da inizio campionato adesso non c'è stato neanche mezzo episodio a favore nei nostri confronti, no? Penso anche al rigore, se non sbaglio, con il Perugia c'era un rigore clamoroso, là magari a parte andiamo sul 2-0 e con quel caldo, con quel campo che è capace portare un'intera posta in palio a casa. L'episodio di Ascoli a inizio campionato dove nel gol loro c'erano più di un fallo, quindi 6 minuti di recupero che magari era una cosa strana, però noi non la stiamo prendendo male, sia perché ci vengono contro, sia se ci fossero venuti a favore non era quello il problema, noi ci dobbiamo basare sulle prestazioni, su quello che stiamo facendo noi in mezzo al campo, poi quelle sono cose che purtroppo non dipendono dal Cosenza. Sicuramente magari un occhio di riguardo in più non farebbe male, perché nessuno vuole rubare niente a nessuno, ma anche noi meritiamo rispetto, no? Restiamo a Cosenza perché il centro studi intitolato al senatore Pasquale Perugini riprende le sue attività annuali. Lo fa con la presentazione di un libro che parla appunto della politica, che fu scritto dal nostro direttore Attilio Sabato, ma le iniziative future saranno tante. Ricomincia il percorso culturale del centro studi intitolato al senatore Pasquale Perugini. Si riparte dalla presentazione di un libro che racconta i retroscena della politica calabrese, scritto dal giornalista Attilio Sabato. Noi abbiamo pensato di iniziare quest'anno sociale con la presentazione di un libro. Non è un fatto episodico, ma sarà una nostra attività, quella di periodicamente di presentare dei libri sia dell'editoria locale che di quella nazionale. Il nostro compito sarà quello appunto di favorire una diffusione della lettura, della cultura, tentando di coinvolgere su queste iniziative, oltre che l'autore del libro, anche protagonisti interessati alla lettura del libro stesso, ma principalmente le nuove generazioni. Questo libro, scritto ormai 2 anni fa, ha avuto un suo percorso che si è consumato. È un po', diciamo, se lo leggo oggi ho l'impressione di volgere lo sguardo all'indietro, sembra un po' la preistoria della politica, perché quella che io ho raccontato non c'è più, è cambiato il mondo, è cambiato tutto, la politica decisa tra poca gente, con i partiti all'interno delle stanze chiuse, è una cosa che non è più possibile. E mentre Attilio Sabato si prepara all'uscita di un nuovo volume, il centro studi Perugini pensa già alle prossime tappe del suo percorso. La prossima iniziativa sarà interessante perché sarà relativa allo spopolamento dei borghi, proprio perché ci rendiamo conto che la regione Calabria è una regione che in questo momento sta perdendo numerosissime presenze sul territorio, c'è un calo demografico e principalmente sta perdendo le energie intellettuali, quelle più avanzate e più colte. Adesso vediamo le previsioni del tempo. L'Italia, in particolare il centro-nord, continua ad essere interessata da una fase di tempo instabile, a causa della presenza di un'area di bassa pressione che, bloccata nella sua evoluzione verso levante da un robusto anticiclone presente sull'Europa orientale, continuerà a stazionare sul Mediterraneo occidentale. Sulla nostra regione la fase di maltempo si concentrerà nella giornata di giovedì, con piogge sparse anche a carattere di rovescio temporale, mentre da venerdì
inizierà un graduale miglioramento, ma con la presenza di una nuvolosità irregolare. Venerdì, alternanza di annuvolamenti e schiarite per tutta la giornata con possibili deboli fenomeni sul Reggino. Temperature stazionarie. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Venerdì, mari generalmente mossi con venti a regime di ebbrezza sul Mar Tirreno e deboli di direzione meridionale sul Mar Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.